Entro il 2020 noi dobbiamo avere il blocco principale di 600 posti letto monitorati, che poi sono quelli ad alta tecnologia, perché il resto saranno ovviamente posti letto per le degenze di medicina, quindi ordinarie, oppure di geriatria e la parte amministrativa, per cui il grosso dell'intervento deve essere concluso nel 2020. 2 anni per il nuovo Cafoncello, è l'obiettivo di Regione e US2 per quello che diventerà uno dei centri principali della sanità veneta. Intanto oggi ci sono state 2 inaugurazioni, il rinnovato reparto di geriatria e una nuova macchina per la diagnosi dei tumori nel reparto di medicina nucleare. Un investimento da 2.700.000 euro per uno strumento davvero unico ed innovativo. Questa è una macchina al top di gamma, una macchina tra le migliori al mondo, consente di fare esami ibridi ad altissima definizione, quindi con una qualità poco ritrovabile in tante altre macchine già presenti sul suolo italiano. Questa macchina significa una velocità di acquisizione del loro esame, quindi un agio nel fare l'esame, e significa anche avere una qualità delle immagini tali che ci consente di interpretare al meglio la presenza o meno della patologia sospettata. Altra inaugurazione riguardava il reparto di geriatria, struttura datata e organico non sempre sufficiente avevano sollevato un caso che la ristrutturazione ha concluso. Un'area di 350 metri quadri è stata ripensata portando i 44 posti a 28, però suddivisi in 6 stanze da 4 letti e 2 da 2. Attenzione al paziente soprattutto verso il fine vita, con una camera dedicata agli ultimi momenti ed un'altra per il raccoglimento dei familiari prima del trasferimento della salma. Un reparto che solo nel 2016 ha visto oltre 3.000 ricoveri e che punta a rinnovare non solo ambienti e infrastrutture. Proprio per questo stiamo cercando di fare una rotazione del personale, portando persone giovani e cercando di alleviare ormai chi da tanto tempo è in un reparto così difficile da gestire. Speriamo che queste due cose insieme riescano a garantire una risposta soddisfacente all'utenza. 4 le sostituzioni già programmate. Adesso abbiamo trovato una persona, dovremo fare un avviso pubblico velocemente per portare a casa gli altri 3 geriatri. Contiamo per fine gennaio di averli tutti 4.